Storia della vocale A. C'era una volta il regno dell'alfabeto. In questo regno viveva un re. Un giorno ebbe un'idea. Voglio costruire un vocabolario. Il re chiamò tutte le letterine. Come vi chiamate le letterine dell'alfabeto? Vi chiamate A? A come ape. B come balena. C come cane. D come delfino. E come elefante. F come farfalla. G come gatto. H come un tel. I come ippopotamo. L come lumaca. N come nutria. O come oca. Palla. Q come uguaglio. R come rana. S come serpente. T come tartaruga. Come uccello. V come volpe. Z come zanzara. Il re trovò tutte le lettere e baltò bene. Dare vocale A. No, sei troppo brutta, non mi piace. Ma guardi, non ti voglio più vedere, vattene via. Per favore, non mandarmi via. La vocale A se la dà Beatrice in cerca di re di migliori. Il re voleva scrivere il suo vocabolario, bella parola, una parola importante, così chiamò il vecchio saggio per chiedergli un consiglio. Vecchio saggio, secondo te qual è la parola più importante? È amore. Ma non posso scrivere la parola amore senza la letterina, la vocalina A. Ho combinato un vero pazzesco, sono un po' imbranato. Richiama nel regno dell'alfabeto. Il re mandò subito le guardie a cercare la vocale A. La trovava nel bosco che piangeva. Vieni, letterina, che il re ti sta aspettando. Vieni, letterina, che ti sta aspettando. La vocale A seguì le guardie e andò nel regno dell'alfabeto, da quale era stata cacciata. Il re accorse incontrò la lettera A. Lettera A, ti chiedo scusa, senza di te non posso scrivere la lettera, la parola amore, capito? Scusa, mi perdoni, ti prometto che sarai sempre la prima lettera dell'alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Sì, ti perdono. Grazie! Il re e la vocale A si abbracciavano e vissero per sempre felici nel regno dell'alfabeto. Storia della vocale E. Un giorno nel bosco il leone e la tigre stavano litigando. Io sono forte. No, io sono
forte. Io sono grande. No, io sono grande. Io sono furbo. No, io sono furba. Il cerbiato spaventato chiese a Gufo: Cosa possiamo fare? forse il leone e l'anzide non conosco la letterina Però dai, andiamo a cercarla nel vocabolario. Perché? Perché è la lettera della pace che mette tutti d'accordo. Venne chiamata la vocalea che arrivò subito e chiese al leone e alla tigre: Cosa succede? Io sono forte. no, io sono forte. No, io sono grande. No, io sono grande. No, io sono furbo. No, io sono furba. La lettera, dopo aver pensato a lungo sul da farsi, disse ai due animali: Adesso ripetete con me. Leone e la tigre sono forti. Leone e la tigre sono forti. Leone e la tigre sono grandi. Leone e la tigre sono grandi. Leone e la tigre sono furbi. Leone e la tigre sono furbi. Il leone e la tigre trovavano divertente l'idea della vocalea e fecero subito la pace. Abbiamo ragione tutte e due. Bastava usare la lettera E, la letterina della pace. Storia della vocale I. Un giorno la vocale I stava passeggiando nel bosco quando incontrò la lettera O e la M, le due lettere grosse e robuste, che si divertivano a prenderla in giro per la sua magrezza. Come magra la lettera I. Non serve a niente. Un giorno nel regno dell'alfabeto arrivavano le lettere nemiche e iniziavano ad attaccare lasciando frange infuocate. Per difendersi le lettere si rifugiavano nel castello, ma occorreva far saltare Nina di ponte, afficciare le lettere straniere non lo attraversavano. Io non posso, sono troppo rotonda, mi casserebbero subito. Neanch'io, ho 3 gambe, mi colpirebbero subito. Se penso io sono Mario, se penso io farei saltare il ponte, sono Mario. La vocale coraggiosa, trattenendo il fiato per farsi ancora più sottile, fece saltare in aria il ponte. Così le lettere nemiche furono sconfitte. Da quel giorno la vocale non ebbe più preso in giro per la sua magrezza, perché grazie al suo coraggio aveva saltato il regno dell'alfabeto. Viva la vocale I! Storia della vocale O.
Un giorno la vocale O diventava triste perché alcune lettere la prendevano in giro. Infatti la O compariva nelle parole babbo, caro, pioggia, tutte le parole che passano. La doppia B, la doppia R, E e la doppia G. Vennero alcune belle coppie, la O diventa un po' triste, le stesse lettere la prendevano in giro. Tu non potrai mai essere doppia. Non editerà mai una parola con la O attaccata, una doppia O. State sbagliando, esistono Ferrari che ha 2 O. Coppedale, che parola difficile. Bambini, non la saprò mai. La O era triste perché non poteva stare in compagnia degli altri se non qualche volta in parole difficili. L'arcobaleno, dispiaciuto per il dolore della vocalina O, decise di aiutarla, così un giorno dopo il temporale che si era abbattuto sul regno dell'alfabeto, l'arcobaleno appariva nel cielo bellissimo, grande e tutto colorato. Quindi i bambini lo vedevano e esclamavano: "Ah!". 10 O pronunciate, una dopo l'altra, tutti insieme attaccate, nessun'altra lettera avrebbe potuto fare una cosa simile. Da quel giorno la lettera O diventa felice perché sapeva di poter stare in compagnia delle altre O. Anche lei poteva essere una doppia, anzi poteva essere molto di più. Storia della vocalina U. Tanto tempo fa la lettera U era un po' diversa da quella di oggi. Si trattava di una U rovesciata con le gambe all'ingiù. La U era la porta del castello del legno e dell'alfabeto. Aveva il compito importante di far entrare e uscire le lettere e le parole. E si proibire l'ingresso a personaggi sconosciuti che non fossero graditi al re. Il regno dell'alfabeto fu colpito da una grande siccità e così mancò. L'acqua non era rimasta una sola goccia. Le lettere ora sentate. Abbiamo 7. Un giorno finalmente arrivò la pioggia. Le gocce d'acqua si trasformavano in gocciolone, le gocciolone in grandine, e poi arrivò anche un fortissimo vento che fece capovolgere la vocale U, le gambe all'insù. Il temporale terminò, le lettere poterono uscire dal nascondiglio e si accorsero che la U era rovesciata e conteneva proprio come un bicchiere tanta acqua, così le lettere potevano insertarsi. La U era felice di aiutare le sue amiche lettere, così per aiutarle il regno
dell'alfabeto, in caso di siccità la lettera U decise, ne rimarrà per sempre rovesciata con le gambe agli sfughi.